Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palato Marchio di Via Grande, pronti a trasmettervi questa quinta giornata di campionato Serie B maschile, dove ad affrontarsi saranno la LCT Warriors Via Grande contro la Deeper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi. Un saluto da Gabriele Bonini che vi parla. E un saluto anche a casa a Renato che ha avuto qualche acciacco e quindi non può essere con me in questa serata di pallavolo, questa prima trasferta per la Jolly Cinquefrondi. Ci mancate, ci mancava traghettare. Un saluto a tutti i tifosi Jolly che ci stanno seguendo da casa, a chi è in trasferta, alla regista Annalisa da Torino. E quindi dovrò occuparmi un po' di tutto, di regia, di commento, di audio. Vediamo se riesco a gestire la maggior parte delle cose. Non ci sono ospiti a commento questa volta. E un ringraziamento a Massimo Belcastro che mi ha aiutato a montare. Vediamo le squadre posizionate sulla linea. Il primo arbitro Gennari Benedetta, il secondo arbitro è Barsottini Sonia, tutte e due da Livorno. L'urlo delle due squadre pronte ad affrontarsi. Palazzetto bellissimo, il Palato Marchio, appena inaugurato. LCT Warriors Catania, ex Universal Volley Catania. Che quest'anno ha trovato dimora a Via Grande. Quasi tutto pronto al Palato Marchio. Tra i Warriors un ex Jolly. Ormai incontriamo ex quasi in ogni partita. Peppe Boscaini, che ha lasciato un bel ricordo alla Jolly Cinquefrondi, un grande schiacciatore, diventato papà da poco, per la seconda volta. E ci ha fatto piacere salutarlo poco fa. Prende posto il primo arbitro per la LCT Warriors Via Grande. In campo il centrale numero 9 San Filippo, il numero 14 Lopresti, palleggiatore, numero 11 Boscaini, schiacciatore, numero 1 Bandieramonte, centrale, Nicolosi, il numero 3 l'opposto, Bottino è lo schiacciatore numero 2, il libero è De Costa, il numero 6. C'è in campo Arezzo, numero 15. Quindi non è in campo, se non mi sbaglio, Bottino è il numero 2. Ok, sì. Fatemi anche sapere se ci state vedendo, sentendo, perché è una zona in cui prende poco il cellulare, quindi
cerchiamo di trasmettervi questo match come meglio si può. Intanto anche la Jolly in campo, solito 6, anzi no, perché questa volta a partire titolare sarà Emanuele Renzo come schiacciatore. Quindi Pugliatti, Dionisio Di Pasquale, Renzo, Domenico Laganà, Max Lopetrone, libero, e Antonio Melara. L'altro centrale è Filianotti. Si vede e si sente bene, grazie per i feedback, sempre ben accetti. Cosa chiede l'arbitro? Un attimo. Ritardiamo un po' l'inizio. Ah, ok, il referto elettronico, il solito problema. Non è inquadrato sulla sinistra. Quindi attendiamo ancora l'inizio di questa partita. LGT Warriors Viagrande che viene da un turno di riposo. Lo vedremo tra poco con la schermata, la grafica con tutte le partite di giornata. Jolly 5 Frondi che invece arriva da un 3-0 secco contro la Tonno Callipo in casa. Dopo le 3 consecutive in casa e un turno di riposo, la Jolly 5 Frondi, prima trasferta. Ora sì, tutto pronto al Palato Marchio. Peppe Boscaini pronto al servizio dei Warriors. Flottante si aiuta col nastro, riceve Lopetrone per la Jolly. Renzo in pipe e out. Quindi subito il vantaggio dei padroni di casa. Partita con un buon servizio di Peppe Boscaini. Emanuele Renzo poi non è riuscito a dosare l'attacco. Emanuele Renzo preso di mira. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Subito pari. Non è riuscito a tenere in gioco il pallone il giocatore della LCT Warriors. Uno pari. Jolly che parte in +1 al servizio. Marco Pugliatti, spin per lui. Pallone recuperato e free ball. Bandieramonte rimanda di là, un po' in difficoltà però la Jolly qua. E la doppia di Dionisio Di Pasquale. Rivediamo. Eccola. Sì, si è vista. Dionisio che nella scorsa partita ha fatto una bella alzata in salto. Adesso però doppia per lui. Bandieramonte, troppo basso il pallone. Due pari. Dionisio Di Pasquale torna alla spin, è da tanto che non la effettua. Oh, preso in faccia Max Lopetrone. E quindi terzo punto per la LCT Warriors Catania. Nicolosi al servizio, l'opposto di Viagrande. Spin anche per lui. Buona sullo Petrone che tiene bene. Pugliazzi va dietro da Mimmo Laganà. Pallonetto murato. Ancora cercato Mimmo Laganà. Tocca ancora le mani del muro. Buona la giocata del Viagrande. E rimanda di là la Jolly 5 Frondi. Boscaini. La pipe è forte per Peppe Boscaini. 4-2, primo back della partita.
È stato bravo Lopresti a smarcare il muro avversario. Altrettanto bravo Boscaini a mettere giù questo pallone. Nicolosi ancora al servizio. Lo Petrone tiene. Pugliatti va da Renzo che cerca un lungo linea, ma il pallone termina out. 5-2 più 3 dei padroni di casa. Non ha ancora preso le misure Emanuele Renzo. Già secondo colpo out. Le indicazioni di mister Trombetta al suo posto lo vedete qui in basso a sinistra. Colosi su Renzo. Pugliatti va al centro da Antonio Melara. Una bella giocata della Jolly Cinquefrondi. Alle sue spalle trova Antonio Melara. 5-3. È proprio Melara ad andare al servizio. Su Boscaini. Lopresti trova l'opposto ed è un 6-3. Servizio di Arezzo. Spin anche per lui. Sullo Petrone. Tiene bene. Pugliatti va dietro da Mimmo. Laganà. Diagonale vincente. 6-4. Abbiamo rivisto anche il replay. Deve cercare adesso di riagguantare il punteggio la Jolly Cinquefrondi. Manca un po' sotto questo aspetto. È buona la spin di Laganà. Chiamato in causa Boscaini che però manda sulla rete. 6-5. Laganà ancora al servizio, è forte, tiene Arezzo, chiamato in causa Boscaini che poi si abbassa, legge bene perché ottiene il money out. 7-5. San Filippo al servizio, così la ricezione della Jolly Cinquefrondi. Non riescono a recuperare i ragazzi di Mister Giglietta. 8-5. Quindi ancora il centrale dei Warriors al servizio. Lo Petrone riceve, Pugliatti va in pipe da Dionisio, Di Pasquale, murato. 9-5. Bandieramonte ha murato Dionisio Di Pasquale, San Filippo al servizio. In zona più o meno di conflitto, infatti un po' in difficoltà qui la Jolly Cinquefrondi. Free ball, Bandieramonte. Si va da Boscaini che con tutta la sua esperienza vede lo spiraglio giusto. 10-5. Primo time out della partita. Lo chiama mister Franco Giglietta. Con il vantaggio di 5 punti dei padroni di casa.
Squadre di nuovo in campo, subito pronto San Filippo al servizio. Dionisio Di Pasquale è costretto ad alzare questo pallone Filianoti e Dionisio Di Pasquale spinge la palla sull'asta 11-5. Sicuramente è una squadra ben attrezzata quella di Via Grande. Ancora al servizio San Filippo. Dionisio Di Pasquale, ancora qualche difettuccio in ricezione e Renzo non riesce a mandare di là il pallone su questa alzata di Filianoti in bugger. 12-5, cambio in vista, esce Renzo, entra Fabio Remo. Il capitano Dionisio Di Pasquale che intanto scusa i suoi compagni. Sempre la stessa, dice mister Trombetta al suo centrale San Filippo. Eccola lì su Lopetrone, rimanda di là Marco Pugliatti, buona la lettura. 12-6, si sblocca la Jolly. Fabio Remo al servizio. Nicolosi. Fabio Remo si tuffa. Pugliatti va da Mimmo Laganà a tutto braccio. Pallone che finisce sul seggiolone dell'arbitro. Settimo punto per i 5 frondesi. Ed è ancora Fabio Remo, quindi pronto al servizio. Le indicazioni di mister Giglietta a Mimmo Laganà. Sul numero 15 Arezzo. Bandiera Monte al centro. Sbuccia il pallone Filianoti. Poi non ci arriva Lopetrone. Quindi adesso è Lopresti ad andare al servizio. Sempre su Max Lopetrone. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Pallonetto murato. Pugliatti a tutto braccio. Diventa uno schiacciatore. (13-8). Filianoti al servizio, così la ricezione di Arezzo. Nicolosi è stato bravissimo qui, pallone che torna nel campo del Via Grande. Boscaini cercato e trovato da Lopresti. Bellissima la schiacciata di Peppe Boscaini. 14° punto per Via Grande. Cambia lato Peppe Boscaini su indicazione del mister. Jump float per lui su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale, tiene benissimo De Costa. Schiaccia forte Arezzo. Duello aereo. Bandiera Monte, forse un po' un pallone trattenuto. La diagonale strettissima, vincente. Sono punti che fanno esaltare la squadra. 15-8. Peppe Boscaini ancora su Fabio Remo. Marco Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Lungolinea, pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti al centro da Antonio Melara. Arezzo, pallonetto, si aiuta col nastro.
Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, altro pallone recuperato dai Warriors. Ha schiacciato il numero 7 Arena e poi pallone che rimbalza dentro al campo di Via Grande. Nono punto per la formazione di Franco Giglietta. Marco Pugliatti al servizio. Spin per lui completamente out. 16-9. Cambio in vista. È uscito Bandieramonte ed è entrato il numero 12 Parco. Buon servizio di Parco. Pugliatti va dietro da Dionisio Di Pasquale. Tocca il muro del Via Grande. Ancora cercato e trovato Dionisio Di Pasquale, ma da qui non si passa. Un Super Arezzo ci mette la mano. 17-9. Sempre le indicazioni di Mister Trombetta, stavolta a Parco. Dionisio Di Pasquale riceve. Pugliatti va da Mimmo Laganà, Murato. Pugliatti stavolta va da Dionisio Di Pasquale. Recupera Fabio Remo e la alza per Mimmo Laganà. Boscaini tocca. Lo presti, alza per Boscaini. Addirittura poi Dionisio Di Pasquale a mettere giù questo pallone. Abbiamo visto un'azione bellissima. Bella pallavolo da una parte e dall'altra. Da dove ha schiacciato Peppe Boscaini? È pronto Dionisio Di Pasquale al servizio con la spin. Un'altra spin out per la Jolly 5 Frondi. 18-10. Serve una scossa per la formazione calabrese se vuole recuperare questo set. Nicolosi al servizio. Lo Petrone. Pugliatti va da Remo che ottiene un buon money out. 18-11. Cambio per la Jolly 5 Frondi al servizio. Esce Antonio Melara, entra Federico Filianoti. I due Filianoti in campo. Riceve Boscaini. Si va da Arezzo. Pallone che torna nel campo della Jolly dopo un rimpallo. Fabio Remo chiamato in causa, pallonetto. Recuperata anche questa. Ancora Arezzo. Mostra il blocco della Jolly. Sbuccia il muro della Jolly. Dionisio a fondo campo. Poi in campo la diagonale di Mimmo Laganà. 18-12. Ogni tanto vi ricordo, può darsi che capita un po' di calo di connessione, quindi se vedete qualche scatto è colpa della linea internet. Ancora Filianoti al servizio su Arezzo. Attacco centrale di San Filippo. 19-12. Ed è pronto al servizio il numero 15 Arezzo.
ha chiesto formazione a Jolly 5 Frondi. Gioco che può riprendere. Dialogo tra i due arbitri di Livorno. Stende adesso il primo arbitro Gennari. Gioco che può riprendere. Arezzo al servizio, spin per lui, Lopetrone tiene. In bugger remo per Dionisio Di Pasquale. E no, era Mimmo Lagana che subisce un altro monster block. 20° punto per i padroni di casa. Chiama adesso il secondo timeout Mister Giglietta. Il primo è stato chiamato sul 10-5, il secondo sul 20-12. Si chiude il cambio della Jolly. Non rientra però Melara. Entra Arena. Pasquale Arena. Primo impegno per lui. Primo impiego in questo campionato. Ancora non era entrato. Errore al servizio di Arezzo. 20-13. C'è stato un cambio di centrali della Jolly. Non era uscito Filianoti per Arena. Lagana si aiuta col nastro, manda in controtempo Arezzo. Quindi ace per Mimmo Lagana. 20-14. Ancora forte Lagana. Duello aereo. Recupera però la LCT Warriors. Boscaini a tutto braccio. Copre Lopetrone a fondo campo. Pugliatti verso Mimmo Lagana che però sbaglia tutto e regala il 21° punto a Via Grande. Colpisce in pieno l'asta Mimmo Lagana. San Filippo al servizio. Le solite indicazioni di mister Trombetta. A fil di rete mette in difficoltà Dionisio Di Pasquale. Fabio Remo murato ma è out, quindi 21-15. Fabio Remo su Arezzo. Alza De Costa in bugger per Peppe Boscaini. Mura 3 della Jolly. Pallonetto di Lagana. La bellissima alzata di De Costa. Tocca il muro. Pugliatti se la chiama Lopetrone. Ancora Mimmo Lagana che questa volta mette a terra. 21-16. Sembra una Jolly un po' ad interruttore. A tratti gioca e a tratti no. Fabio Remo. Così la ricezione di Arezzo. Nicolosi a tutto braccio. Fortunata la Jolly con il tocco del muro. E poi Dionisio Di Pasquale. Anche lui con il tocco del muro avversario. 21-17. Serve questa costanza alla Jolly 5 Frondi per poter riagguantare quantomeno il punteggio.
Servizio di Fabio Remo, sempre su Arezzo. Mani out ottenuto da Peppe Boscaini, il solito 22-17. Lo presti al servizio, alzatore del Via Grande. Oh, brutta ricezione di Lopetrone, che regala così il 23esimo punto agli avversari. 23-17, ancora lo presti al servizio. 5. Mister Trombetta dice posto 5. Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va da Dionisio, che subisce un altro monster block da parte dei viagrandesi. 24-17, set point per i padroni di casa. Sono stati tanti i punti a muro del Via Grande. Dionisio Di Pasquale preso di mira, Pugliatti alza proprio per Dionisio, che ottiene il massimo, 24-18. Ed è Pasquale Arena ad andare al servizio per la Jolly su bandiera Monte. Nicolosi a tutto braccio chiude questo primo set al Palatomarchio di Via Grande. 1-0 quindi per i padroni di casa. Le indicazioni, lo vedete, di Fabio Remo a Max Lopetrone, che in pratica quest'anno si sono scambiati di ruolo. Tra l'altro Mister Gigliette gli ha detto alla squadra di stare molto attenti ai pallonetti e alle 9. È una cosa tecnica che ho imparato oggi. Movimento particolare di Boscaini. Mentre si stanno riscaldando davanti a voi Michele Zerbonia e Federico Filianoti. Federico Filianoti che è subentrato, l'abbiamo visto al servizio nel precedente set. Sono altre indicazioni di Mister Giglietta. In pratica che cos'è la 9? Una palla corta in posto 4 in cui lo schiacciatore attacca un paio di metri prima dell'asta. Grazie Tommaso per l'indicazione.
tramite WhatsApp. Tommaso che è stato ospite al commento nella terza e quarta giornata, prima contro la Mezia in coppia con Renato e poi con me e Francesco. Ogni tanto la voce va e viene? Si sente? Forse perché ogni tanto c'è qualche calo di linea. Comunque, squadre di nuovo in campo. E c'è Fabio Remo in campo per la Jolly Cinquefrondi e Pasquale Arena, che parte dalla panchina perché c'è il libero Lopetrone. Arena al posto di Francesco Figlianoti. Quindi Melara è l'altro centrale. E Remo al posto di Renzo. Mentre nel Via Grande non ci sono novità. Quindi San Filippo centrale, Lopresti alzatore, Boscaini, Bandieramonte. L'opposto è Nicolosi, libero De Costa e Arezzo l'altro schiacciatore. Palla di Remo su Boscaini. Bella l'alzata, forse un po' troppo arretrata. Comunque pallone giocabile. Bravo qui Mimmo Laganà. Questa diagonale. (1-0) quindi per la Jolly Cinquefrondi. Fabio Remo al servizio. L'attacco centrale che termina out. No, non c'era il tocco. Vediamo. Se l'ha toccata, chi l'ha toccata? Lopetrone? Con la spalla. Uno pari. Palla forte sul Remo che tiene bene Laganà, si aiuta con il muro. È stato bravo qui Nicolosi a cercare e a trovare la mano esterna del muro. Muro della Jolly che ha chiuso la diagonale e ha lasciato spazio sulla sinistra. 2-1, un nuovo vantaggio. Forte ancora il servizio, tiene bene la Jolly, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, pallone recuperato, ancora un altro pallone, alzata in pratica per Pugliatti che ha schiacciato. Sono stati bravi i viagrandesi, hanno anche schiacciato bene sul muro di Dionisio Di Pasquale. Break per i padroni di casa. Servizio Via Grande. Ancora spin su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va su Laganà in pallonetto. Si tuffa De Costa. Il muro di Antonio Melara. Serviva un punto così alla Jolly Cinquefrondi. 3-2. E quindi Antonio Melara al servizio. Tesa su Boscaini che non tiene bene. 3 pari. Bella questa traiettoria di Antonio Melara. L'abbiamo osservata benissimo anche nel replay. Qui davanti a noi Antonio Melara al servizio. Più o meno simile. La gioca Via Grande, muro un po' scomposto.
Bravo Arena. Lungolinea poi vincente, non riesce a tenere in gioco Domenico Laganà. 3-4. 4-3, pardon. Ancora servizio spin, Dionisio Di Pasquale tiene bene. Pallone out, pallone out. Aveva colpito benissimo Pasquale Arena. 5-3, vediamo il replay. Si vede poco, ma sembra sì out. Da qui si vede davvero poco la linea di fondo. Dall'altra parte. Ancora servizio spin della LCT Warriors. Di Pasquale riceve. Pugliatti va da Laganà. La copertura a fondo. Pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Tocca anche il muro. Boscaini. Murato da Marco Pugliatti. 5-4. Bravo l'alzatore della Jolly a metterci la mano su questo attacco. 5-4. Proprio Marco Pugliatti al servizio, che non prova più la spin. Si aiuta con il nastro su questa float. Porta il colpo. Tiene in gioco Marco Pugliatti. Lopetrone Alzenbacher per Mimmo Laganà. Tutto braccio. Non c'è il tocco del muro. Pallone out. 6-4. Altro break quindi per i catanesi. Oh, basso il pallone di Lopetrone. Free ball. Lopresti va dietro. Pugliatti va da Mimmo Laganà. Pallone recuperato, incredibile. Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va ancora da Dionisio Di Pasquale. Ottima rotazione di braccio. Colpisce alla grande questo pallone. 6-5. Sta correndo un po' di più in campo, mi sa, la Jolly Cinquefrondi. Ed è Dionisio Di Pasquale, pronto al servizio. Spin per lui, out. Altro break per Via Grande. Servizio su Max Lopetrone. Pugliatti ad una mano per Mimmo Laganà. Una grandissima difesa. De Costa Alzenbacher per Peppe Boscaini. Murato! Se l'era chiamata De Costa. Bandiera Monte, se non mi sbaglio. Ci ho messo una pezza e manda in controtempo il libero. 7-6. Pasquale Arena al servizio. Eccola la giocata di Boscaini. Laganà ottiene un ottimo punto, quello del pari. Tocca il muro avversario. Era lì il giocatore del Via Grande, che però non ha letto bene, non ha fatto in tempo a tuffarsi e recuperare il pallone. 7 pari, Arena ancora al servizio. Out l'attacco di Bandiera Monte. C'è il tocco però dei giocatori della Jolly che non protestano, quindi ha toccato Melara probabilmente a muro. 8-7. Di nuovo in vantaggio Via Grande. Servizio su Max Lopetrone. Pugliatti va dietro da Laganà, che però tocca l'asta. 9-7.
Peppe Boscaini al servizio. Riceve Lopetrone, Pugliatti va al centro da Melara. Qui non si tuffano i giocatori del Viagrande. Pallone che scende dopo il tocco del muro, 9-8. Cade proprio al centro del cerchio dei giocatori del Viagrande. Lagana al servizio con la sua spin su De Costa. Pallone che danza sul nastro, schiacciato da Arezzo. 9 pari. Due punti consecutivi dalla Jolly. Lagana al servizio. Ancora forte sul libero De Costa. Arezzo, lungolinea, tiene bene Lagana, che poi viene chiamato in causa, lungolinea anche per lui. Alzata per l'opposto, Nicolosi. Pugliatti va ancora da Lagana. Pallone recuperato dalla LCT Warriors. Pugliatti va in pipe da Dionisio Di Pasquale, recuperato! Recuperato anche questa. Pugliatti la alza Max Lopetrone per Mimmo. Lagana a tutto braccio sulle mani del muro avversario, viene murato. 10-9. Dionisio Di Pasquale, il capitano della Jolly, sotto il seggiolone dell'arbitro perché a quanto pare il pallone aveva toccato terra. Pallone che era stato recuperato da, se non mi sbaglio, era De Costa, il libero. Dionisio Di Pasquale riceve questo pallone. Pugliatti va da Fabio Remo. Mani out. Queste sono le giocate semplici e piacevoli. Muro scomposto del Viagrande. Ha ottenuto il massimo Fabio Remo. Di nuovo parità tra le due squadre. Fabio Remo su De Costa, così la ricezione. Boscaini completamente solo in pipe. Manda out questo pallone. In vantaggio la Jolly Cinquefrondi. Per la prima volta in vantaggio la Jolly Cinquefrondi in questa partita, poi errore al servizio. Fabio Remo. 11 pari. Tiene bene Fabio Remo. Pugliatti. Forse c'è il fallo di Pugliatti. Fallo di Pugliatti secondo l'arbitro. E siamo arrivati al limite col replay. Vediamo. Non l'ho vista, ma non mi è sembrato sinceramente. 12-11. Il pallone era ancora nel campo della Jolly, secondo me. Servizio spin sul Lopetrone che tiene bene. Lagana chiamato in causa. Non si fa pregare, 12 pari. E quindi è pronto Melara al servizio. Out. Colpisce un po' troppo forte questo pallone. Warriors di nuovo in vantaggio. Servizio spin su Di Pasquale.
Dionisio, trice singolare per lui, 13 pari. Apprezziamo il replay, si coordina bene, schiaccia molto forte, non ha potuto fare nulla i giocatori del Viagrande. 13 pari, Marco Pugliatti al servizio. In tuffo Arezzo, Nicolosi, tiene in gioco Lopetrone, Marco Pugliatti, palla su Dionisio Di Pasquale, manda un po' in controtempo gli avversari, ha ritardato un attimo quanto basta il colpo. Muro scomposto ancora una volta. 13-14. Lo scorso set abbiamo visto un muro ben compatto del Viagrande. Adesso i giocatori stanno arrivando un po' in ritardo al salto. E questo è anche dettato dal fatto che la Jolly sta comunque schiacciando e gestendo il pallone molto bene rispetto al primo set. Lopresti va da Boscaini, ci arriva Pugliatti, Laganà a tutto braccio, Nicolò si tiene in gioco, Boscaini chiamato in causa, il muro di Laganà, si lamentano i giocatori della Jolly per una possibile doppia, si gioca, Dionisio Di Pasquale col sinistro, come può, manda questo pallone di là. E di nuovo pari. Qualche protesta su una probabile doppia di Lopresti. Servizio Warriors, riceve Lopetrone, alza Remo Inbagher, Dionisio Di Pasquale sulle mani del muro avversario, pallone che cade nel campo dei Viagrandesi. 14-15. Ed è proprio il capitano della Jolly che torna al servizio da fondo campo, non più spin. Cambia il tipo di servizio, ma pallone out, 15 pari. Battuto Lopresti, Laganà, out. Si è vista? Rivediamo. Sì, decisamente fuori. 15-16. Rivediamo? Rivediamo. Tanto nell'attesa. Sì. Molto fuori. Era quasi sulla linea bianca, tra l'altro. Gioco che riprende Pasquale Arena al servizio. Su Arezzo. Boscaini chiamato in causa. Mette a segno il 16° punto per la sua squadra. Ed è proprio Peppe Boscaini al servizio. Servizio molto strano. Servito molto bene. Boscaini difende. Dionisio Di Pasquale per la Jolly. Remo sbuccia le mani al muro avversario. Free ball, zona di conflitto. Melara rimanda di là. Può giocare il Viagrande con un muro a 1 da solo Fabio Remo. Questi sono muri che gasano tantissimo, anche perché la Jolly era abbastanza in difficoltà. Si è trovato a saltare da solo Fabio Remo, che stende il braccio sulla sua destra, colpisce il pallone quanto basta per rispedire al mittente il colpo. 16-17, nuovo vantaggio per la Jolly 5 fronti di Mister Giglietta. Chiamato formazione
proprio di per jolly. Mentre Marco Pugliatti ha tentato un canestro qui davanti a noi. Un tiro da 2. Domenico Laganà al servizio. Tenterà la sua solita spin. Pronta il primo arbitro Gennari a fischiare. Fischia adesso. Mimmo Laganà in zona di conflitto. Ed è ace per Mimmo Laganà. 16-18. Primo break di questa partita a favore dei cinquefrondesi. E primo timeout chiesto dai padroni di casa. Mentre vi ricordo anche di seguirci sui nostri social. Boomer all'ascolto, basta scansionare il codice QR in basso a sinistra che vi porterà ad un sito in cui ci sono tutti i link Facebook, Instagram, sito web e canale YouTube. Mentre il gioco può riprendere ancora Domenico Laganà al servizio per la Jolly Cinquefrondi. Servizio molto forte, tenuto bene dai giocatori del Via Grande. Ci arriva Lopetrone su questa palla! Lungolinea vincente di Mimmo Laganà, 16-19. Sembra essere scattato qualcosa nella Jolly Cinquefrondi. Ancora Laganà al servizio. Sempre forte, stavolta su De Costa. Lo Presti. Va in diagonale il Via Grande Catania. 20° punto della Jolly Cinquefrondi. Cambio, entra Bottino al posto di Arezzo. Qualche difficoltà in ricezione e quindi Bottino chiamato in causa. Ancora Domenico Laganà per la Jolly Cinquefrondi. Servizio forte su Boscaini. Lo Presti. Stavolta la diagonale di Nicolosi riesce. 17-20. Trova lo spiraglio giusto tra Dionisio Di Pasquale e Mimmo Laganà. Le CT Warriors al servizio. Cioè, Di Pasquale, Pugliatti va da Domenico Laganà. Tiene in gioco e Bottino rimanda di là, free ball. La Jolly con Antonio Melara, ancora Boscaini, Bottino in bugger da Nicolosi. Di Pasquale tiene in gioco. Pugliatti va da Mimmo Laganà che da terra esulta. 21° punto per la Diper Jolly Cinquefrondi. Pallone che si è insaccato. Cambio per Via Grande. Era entrato Parco. Si è chiuso il cambio quindi. Era entrato Parco che adesso è uscito. È rientrato Bandieramonte. Bandieramonte poi ha lasciato il posto al libero De Costa. – 17-21 Fabio Remo al servizio. Nicolosi mette giù un ottimo pallone per il 18° punto.
Forte il servizio spin, aiutato dal nastro. Dionisio Di Pasquale, murato da Arena, è entrato poco fa. Ovviamente non è l'arena della Jolly, c'è un'arena anche tra i Warriors. Che di mestiere fa anche lui il centrale. 19-21, time out chiesto da mister Giglietta. Siamo a 2 time out chiamati in questo set, uno sul 16-18 chiamato da mister Trombetta, uno sul 19-21 chiamato da Giglietta. Squadre di nuovo in campo qui al Palatomarchio di Via Grande. Nicolosi al servizio, riceve Di Pasquale. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Si era coordinato bene, ma trova un bel muro di fronte a lui. 20-21. Monster block dei padroni di casa. Sembra essersi ricompattato un po' il muro. La spin di Nicolosi, che si aiuta con il nastro, manda in controtempo Max Lopedrone. 21 pari. Recupera Via Grande. Ha staccato la spina però la Jolly Cinquefrondi, che deve rispondere ai colpi di Nicolosi e compagni. Ancora servizio spin per lui. Sempre forte sul remo. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Non c'è il tocco, non c'è il tocco. Chiede un tocco il capitano della Jolly Cinquefrondi e quindi in vantaggio Via Grande. 22-21, chiama il secondo timeout mister Giglietta. Chiede calma ai suoi ragazzi. Franco Giglietta. a 21. Squadre di nuovo in campo al Palatomarchio. Ed è sempre lui il pericoloso Nicolosi al servizio. Tiene Max Lopedrone. Forte il colpo di Mimmo Laganà. Però non possono far nulla su questo pallone i giocatori del Via Grande. Di nuovo parità tra le due squadre. 22 pari. Cambio per la Jolly. Al servizio esce Antonio Melara, entra Federico Filianotti. Così la ricezione di Bottino. Boscaini in pallonetto, vede il buco giusto. Remo a schiacciare per la Jolly. Boscaini, la fast. Recupera la Jolly Cinquefrondi. Mimmo Laganà schiaccia anche questa. De Costa tiene. Muro non compatto della Jolly qui. Comunque la Jolly è riuscita a giocare questo pallone. Prende anche questa. I Warriors Catania. Pallone che casca tra Laganà e Filianotti. Sentite il pubblico di casa dopo questa bellissima azione. 23-22.
Bottino pronto al servizio. Farà bottino pieno? Lo vedremo. Out, 23 pari. Quindi di nuovo parità tra le due squadre. E chiama time out. Mister Trombetta. Quindi tutti e 4 i time out sono stati chiamati in questo set. Non ce ne sono più. (23 pari) quando il primo set era finito 25-18. Raccoglie il pallone Marco Pugliatti. Flotta per lui. Oh, eccolo il colpo che può mandare in controtempo. I giocatori della Jolly chissà come hanno recuperato questo pallone. Si tuffa bene Marco Pugliatti, poi in zona di conflitto. Arrabbiatissimo Mister Giglietta. Set point per Via Grande. Si era fermato Max Lopetrone, convinto ci andasse il suo compagno di squadra. Anche ostacolato. 24-23. Set point per i padroni di casa. Una a disposizione. Dionisio Di Pasquale. Hop! Cercato e trovato da Marco Pugliatti. Era un pallone un po' scomodo. E chiude il secondo set Via Grande. 25-23. Abbiamo visto un bel set con continui ribaltamenti da una parte e dall'altra. 2-0, tutto da rifare per la Jolly di Mister Franco Giglietta. Comunque, vista la prestazione di primo set, doveva dare una risposta. La risposta più o meno c'è stata, un po' sfortunata in alcuni punti, un po' di distrazione. Sta di fatto che adesso ha da recuperare 2 set. Intanto vediamo chi sta giocando in questa quinta giornata di campionato Serie B maschile. Siamo nel girone I. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia ospita la Raffaele Lamezia. Paumar Volley Siracusa sta giocando contro Re Borbone Saber Palermo. LCT Warriors Via Grande sta sfidando la Jolly 5 Frondi, la stiamo seguendo in diretta. Riposano la Geam Service Aquila Catania e la Sigili Fratelli Anastasi. La Datterino Volley Letoianni ospita la Costa Dolci Papiro Catania. Mentre vediamo i risultati della scorsa giornata, la Jolly 5 Frondi l'abbiamo seguita in diretta contro la Tonno Callipo, ha vinto 3-0, ha riposato la Rebobone Saber Palermo. Sigili Fratelli Anastasia ha perso per 1-3 contro Datterino Volley Letoianni. Qualche polemica su qualche punto arbitrale, c'è stato anche il fermo immagine. Vabbè, non commentiamo. La Raffaele Lamezza ha vinto per 3-0 contro Aquila Catania. La Costa Dolci Papiro ha perso per 1-3 contro Paumar Volley Siracusa. LCT Warriors Via Grande, che come vi dicevo all'inizio della partita ha riposato nel precedente turno. Vediamo la classifica. Volley Letoianni prima a punteggio pieno
3 partite giocate, 9 punti. Segue la Jolly Cinquefrondi a pari punti con Raffaele Lamezia e LCT Warriors Via Grande a 7 punti con 3 partite giocate. Paumar Volley Siracusa a 6 punti quinta. Palermo con 3 punti sesta a pari punti con Jam Service Aquila e Fratelli Anastasi. La Costa Dolci Papiro anche 3 punti in nona posizione. Costa Dolci Papiro e Fratelli Anastasi che hanno 4 partite giocate. La Tonno Callipo ultima con 0 punti. Ma ovviamente la squadra migliore resta Riposa in 10ª posizione. La famosa città di Riposa. 2-0 dunque per i padroni di casa, che ripartiranno al servizio sempre con Peppe Boscaini. Controlla le formazioni il secondo arbitro. Tutto ok. Gioco che può riprendere. Terzo set e via con Peppe Boscaini al servizio. Riceve Filianoti, novità in campo per la Jolly. Mimmo Lagana subito, come nel secondo set, ad ottenere il primo punto per la Jolly Cinquefrondi. Quindi novità in campo per la Jolly Cinquefrondi con Federico Filianoti, che se non mi sbaglio è lui al servizio adesso. Non ci sono novità invece nei Warriors. Arezzo, pallone rispedito al mittente. 2-0 per la Jolly Cinquefrondi. Break Jolly. Ancora Filianoti al servizio. De Costa riceve, lo Presti, alza per il numero 7, Arena. Era lui? Ho letto male, sì, era Nicolosi. 1-2. Bandiera Monte, qui davanti a noi, al servizio, sull'Opetrone. Pugliatti va dietro da Mimmo Lagana, si coordina bene, la prende Boscaini, lo Presti, va da Arezzo, sbuccia le mani al muro avversario. Lopetrone alza per Fabio Remo, lo Presti tiene in gioco. E poi forte qui Nicolosi. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Quindi ancora Bandiera Monte al servizio. Riceve Filianoti. Pugliatti va da Mimmo Lagana. Fa insaccare questo pallone. 3-2 per la Jolly Cinquefrondi. Pasquale Arena al servizio. Riceve Arezzo, chiamato in causa l'opposto Nicolosi. Tiene in gioco Filianoti. E ancora lui, Mimmo Lagana. Break Jolly. Ancora Lagana comunque per i cinquefrondesi. Così la ricezione di Boscaini ci mette una pezza, lo Presti per Nicolosi. Pugliatti alza Filianoti per Lagana, ancora lui
Ancora Filianoti in bugger su Mimmo Laganà, tiene bene Boscaini. Nicolosi a tutto braccio, tiene ancora in gioco Filianoti. Remo a schiacciare, tenuto in gioco De Costa, il pallonetto, si tuffa Remo e recupera la Jolly. Ancora Mimmo Laganà, sbuccia le mani del muro avversario, l'alzata verso il numero 15 Arezzo, che chiude questo lungo scambio tra le due squadre. 3-4. Chiama formazione Capitan Boscaini. Nicolosi al servizio. Oh, sulla rete il servizio di Nicolosi. 3-5. Strano vedere un errore al servizio suo. Abbiamo visto, è stato lui a guidare la rimonta nello scorso set. Risponde Mimmo Laganà in spin. Boscaini tiene come sempre bene. De Costa alza per Arezzo. La prende la Jolly 5 fronti, però pallone che è troppo basso per Lopetrone, che aveva toccato con una spalla. Eccolo, abbiamo rivisto nel replay e non riesce a dare la giusta spinta. 4-5. Arezzo e Pugliatti rimandati là. Giocata facile per la Jolly 5 frondi. 4-6. Sì, non ha marcato nessuno a muro Marco Pugliatti. Errore qui del Catania. Boscaini sbuccia il muro avversario, è stato bravo Filianoti a tenere in gioco, bravo anche Lopetrone. Ancora Laganà che rimette un pallone assurdo. Antonio Melari ha chiamato in causa, ma le prendono tutte di qua. E poi il colpo forte di Nicolosi per il 5-6. Se c'è una cosa in cui sta andando benissimo da tutta la partita, il Via Grande, sono proprio i recuperi. Arena al servizio per Via Grande. Pugliatti va da Filianoti, Murato. Monster block, 6 pari. Arena ancora su Filianoti. Pugliatti va dietro da Laganà, out. Out. Ce l'avevamo davanti a noi questo pallone. Vantaggio per i padroni di casa. Arena ancora. 3 punti consecutivi del Via Grande. Bravo qui Federico Filianoti. Un super punto, una super spike. 7 pari. Filianoti che è entrato al posto di Dionisio Di Pasquale in questo set. Lasciato un po' a riposo il capitano della Jolly. Servizio di Antonio Mellara su Arezzo. Cercato Boscaini che tenta il pallonetto solito, la solita giocata. 7-8. Pallone che si è fermato sul nastro. E quindi ancora Antonio Melara al servizio. Out.
8 pari. Lo presti al servizio. Sul remo. Ad una mano. Pugliatti per il suo centrale Arena. Una giocata che ha funzionato. Di nuovo in vantaggio la Jolly di Mister Giglietta. 8-9. Marco Pugliatti al servizio molto teso. Arezzo tiene in gioco. Lo presti per Nicolosi. Non ci arrivano qui i giocatori del Via Grande. 8-10. Break Jolly. Bisogna asciugare il campo. Marco Pugliatti riceve ancora Arezzo. Nicolosi. Muro scomposto della Jolly. Ne approfitta. (9-10). Peppe Boscaini al servizio. Corto sull'Opetrone. Arena non riesce a chiudere bene il colpo. Pallone completamente out. Di nuovo parità. Deve gestire meglio la Jolly le situazioni di vantaggio. Peppe Boscaini, tesa su Filianoti. Pugliatti va da Mimmo. Lagana trova lo spiraglio giusto. 10-11. Filianoti al servizio. Out però. Ennesima parità. Richiamato Mister Giglietta, troppo vicino ai suoi giocatori. Bandiera Monte al servizio per Via Grande, cortissimo. Recupera la Gialli. Super Fabio Remo a mettere a segno il 12° punto. Approfitta anche lui del muro scomposto avversario. Colpisce il muro nel momento della discesa. 11-12. Pasquale Arena al servizio su De Costa. Duello aereo. Non chiama nulla l'arbitro. Si erano fermati i giocatori del Via Grande. 11-13. Ha semplicemente saltato Antonio Melara. Non ha fatto fallo. Non è stato invadente. Pasquale Arena su De Costa. L'altro Arena, quello del Via Grande, schiaccia sulla rete. E poi pallone out. 11-14. Pasquale Arena. Out, completamente out. Iniziano ad essere tanti gli errori a servizio della Jolly 5 Frondi. 12-14. Nicolosi. Spin per lui. Sempre pericolosa. Recupera Pugliatti. Alza anche per Mimmo Lagana, che non poteva fare altro che appoggiare questo pallone sulle mani del muro avversario. Quindi si fa sotto Via Grande. Torna a -1. Squadra di Mister Trombetta. 13-14.
Ancora Nicolosi al servizio. Sempre spin, sempre pericolosa. E infatti ace su Filianoti. Parità di nuovo. Jolly che era 11-14. 3 punti consecutivi del Via Grande, 14 pari. Sempre con lui, sempre con Nicolosi al servizio. Serve davvero molto bene. Con la sua spin. Completamente out. E se vi state chiedendo se l'ho detto apposta, sì, l'ho detto apposta. Chiedo scusa. 14-15, ogni tanto una battutina ci sta. Mimmo Lagana al servizio, spin anche per lui, tiene bene Boscaini, lo presti, va da Nicolosi, non riesce a tenere in gioco il pallone, la Jolly 5 fronti, 15 pari. E adesso è Arezzo ad andare al servizio. In zona di conflitto. Pugliatti in bugger per Fabio Remo. Mani out ottenuto da Fabiolino Remo. Di nuovo in vantaggio. 5 fronti. La ricezione di Arezzo. Chiamato in causa Boscaini. Lungolinea in faccia a Mimmo Laganà. 16 pari. Quindi il centrale del Via Grande al servizio Arena. Si è già chiuso un giro di battute. E di nuovo Arena al servizio. Si aiuta col nastro, riceve Filianoti. Pugliatti in pratica da terra riesce ad alzare questo pallone per Lagana che ottiene il money out. Di nuovo in vantaggio la formazione di Giglietta, 16-17. Antonio Melara al servizio. Su Boscaini. Lo presti per Boscaini. È forte il suo colpo. Non è riuscito a tenere in gioco Fabio Remo. 17 pari. Più uno. Via Grande lo presti al servizio. Sulla rete. 17-18. Adesso si sente anche un po' la stanchezza. Marco Pugliatti flottante su Arezzo. Lo presti. Va da Nicolosi. Il monster block di Pasquale Arena. 17-19. Break Jolly. E chiama timeout Mister Trombetta. Necessario. Vedete le due panchine qui sulla sinistra.
Squadre di nuovo in campo al Palatomarchio di Via Grande. 2-0 di set per i padroni di casa. 17-19 in questo set. Al servizio Pugliatti, ha messo in difficoltà il Catania e il Via Grande. Mimmo Laganà, pallone tenuto in gioco, ancora Mimmo Laganà per la Jolly, De Costa tiene in gioco, Nicolò si alza per Boscaini. Remo, Pugliatti, ancora Mimmo Laganà murato, il fallo della Jolly. Mimmo Laganà in discesa dalla schiacciata, tocca la rete. Peccato, 18-19. Ancora Boscaini al servizio. Sull'Opetrone, Pugliatti. Va da Laganà, pallonetto, De Costa rimanda nel campo della Jolly. L'Opetrone, Pugliatti per Filianotti, è out il colpo. Peccato anche questa, era una bella giocata. 19 pari. Sì. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi. Esce Federico Filianotti, che non ha sfigurato. Ha giocato molto bene, un po' impreciso in attacco. Rientra in campo Dionisio Di Pasquale. Chissà se Peppe Boscaini indirizzerà il pallone verso di lui. Sì. Oh, era un po' forse una doppia. Mimmo Laganà, c'è il tocco del muro. Ottiene il massimo qui la Jolly 5 Frondi. Situazione un po' difficile con la ricezione di Dionisio Di Pasquale. 19-20. Ed è il capitano della Jolly al servizio di Dionisio Di Pasquale su De Costa. Lo presti, va dietro da Nicolosi, smorza il muro della Jolly, Pugliatti va dietro da Laganà, pallonetto. La schiacciata ancora di Nicolosi, il monster block di Mimmo Laganà, 19-21. Ben piazzato l'opposto della Jolly, salta al momento giusto, chiusa in diagonale. Via Grande, 19-21. Ancora Dionisio Di Pasquale, De Costa, lo presti per Arezzo che ottiene il money out. Torna a -1 la formazione di casa. C'è stato il cambio al servizio, è entrato Parco al posto di Bandieramonte. Buono il servizio sull'Opetrone. Pugliatti corre per Fabio Remo, come può Arena. Ancora Fabio Remo chiamato in causa. Pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti va da Mimmo Laganà che cerca la diagonale. Non gli riesce. 21 pari. Spazio ben coperto dal muro del Via Grande, quindi unico colpo a disposizione di Laganà era quello, non è riuscito a chiudere bene. Parco al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va dietro da Laganà, azione un po' fotocopia rispetto a quella precedente. Nuovo vantaggio per la Diper Jolly, 21-22. Si è chiuso il cambio, è uscito Parco, è rientrato Bandieramonte che poi ha lasciato spazio a De Costa, il libero. E nella Jolly 5 Frondi, altro cambio al servizio, è entrato Renzo al posto di Pasquale Arena. Turno di battuta del centrale. Emanuele Renzo quindi al servizio. Così la ricezione di Boscaini. Arezzo, Pugliatti. In bagger Dionisio per Mimmo Laganà. Ha tentato ancora una volta quel colpo lì, non gli è riuscito.
22 pari, anche perché ha dovuto fare parecchi passi per raggiungere il pallone, non aveva molto spazio. E siamo lì, nella zona calda del set, ancora una volta in parità, come nel precedente set. Solo che in quel caso la Jolly aveva un vantaggio di più 3, 18-21. Nicolosi al servizio, occhio. Forte su Dionisio Di Pasquale, recupera Mimmo Laganà e schiaccia Dionisio Di Pasquale. La diagonale, tenta il recupero, Fabio Remo non gli riesce, peccato. In vantaggio Warriors Via Grande, 23-22. Jolly che l'anno scorso ha sofferto parecchio, vabbè, l'anno scorso ovviamente c'è stato anche l'infortunio dell'alzatore che ha un po' compromesso il cammino, ma comunque in casa sembrava tutt'altra squadra rispetto alle trasferte. Sente un po' la mancanza dei suoi tifosi, c'è sempre stato questo problemino. Quindi la Jolly che adesso si ritrova sotto dopo questo timeout chiesto proprio da Mister Giglietta. Le indicazioni di Mister Trombetta le avete viste? Nicolosi al servizio. Sulla linea. Out. Chiama out l'arbitro. 23 pari. Io l'ho vista sulla linea, sinceramente. Non ci sono proteste. Dal replay sembra di sì. E stavolta il timeout viene chiamato dalla formazione di casa. Già pronto a rientrare in campo Via Grande. Ancora qualcosa da dire Mister Giglietta ai suoi? Indicazioni all'Opresti di Mister Trombetta. Spin per Mimmo Laganà, si ferma sulla rete. 24-23. Set e match point per LCT Warriors Via Grande. Al servizio ci va Arezzo, si fa sentire il pubblico di casa, ma c'è il timeout chiesto da Mister Giglietta. 3 timeout consecutivi. Prima la Jolly sul 23-22, poi Warriors sul 23 pari, poi il punto del 24-23 e il timeout chiesto dalla Jolly 5 pronti. Molto importanti questi timeout. Arezzo raccoglie il pallone ed è pronto a servire per il match point. Pallone teso sul Remo. Pugliatti va da Mimmo Laganà, la parata di Arezzo. Pallone che torna nel campo della Jolly. De Costa, Arezzo recupera. Peppe Boscaini, Murato, doppia! Però non riescono a recuperare i giocatori del Via Grande. 24 pari.
Si fanno sentire i tifosi di casa. 24 pari. Bisogna asciugare il campo, si perde altro tempo. Non ci sono più time out a disposizione. E quindi Fabio Remo è in attesa. Chiama anche formazione Capitan Boscaini. Si perde tempo. Fabio Remo è lì a fondo campo, lo vedete, pronto con il pallone tra le mani, in attesa. È importante spezzare. Chiama anche formazione Dionisio Di Pasquale. Riposo per le due squadre. Tutto confermato. Tempo perso. E Fabio Remo pronto al servizio su De Costa. Lo presti. Va da Boscaini. E questa volta riesce alla perfezione la giocata. 25-24. Altro match point per Via Grande. Arena al servizio. Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale, che con il pallonetto mette a segno il 25 pari. Arriverà a 27. Bisogna asciugare il campo ancora una volta. Cambio in vista per la Jolly. Cambio di alzatore. Esce Marco Pugliatti, entra Domenico Laurendi. Si alza il muro della Jolly. Si fa sentire ancora il pubblico di casa. Antonio Melara al servizio. Su Boscaini, pallone alto. Boscaini chiamato in causa per l'attacco. Laurendi va dietro da Mimmo Laganà. Nicolò si tiene in gioco. Lo presti ancora da Boscaini. C'è il fallo del muro della Jolly. 26-25. Un bel set. Ed è il terzo match point per i padroni di casa. Lo presti è pronto al servizio. Indicazioni di trombetta all'opposto Nicolosi. Su Max Lopedrone. Laurendi va dietro da Laganà, che era un po' in ritardo su questo pallone. Comunque tiene in gioco Laganà. Remo in bugger proprio per Mimmo Laganà. A tutto braccio. A tutto braccio per il 26 pari. Signore e signori, stiamo vedendo un bel set. Una bella pallavolo con tanta stanchezza in campo, Infatti ancora una volta bisogna asciugare il campo. Tutto pronto. Sprecati 3 match point dalla Universal Catania. Piede di Laurendi. 27-26. Frettoloso qui Domenico Laurendi. Esce Laurendi, rientra Marco Pugliatti. Peppe Boscaini al servizio. Buon il servizio su Remo. Pugliatti in bugger per Dionisio Di Pasquale. Tutto braccio. Viene murato Dionisio Di Pasquale. Si chiude qui questo match. 3-0 secco della LCT Warriors Catania. Niente da fare per la Jolly di Mister Giglietta.
una lotta in questo terzo set. Primo set 25-18, Jolly che non è scesa in campo. Secondo set 25-23, caduta della Jolly perché era in vantaggio di 3 punti, era sul lo trovo subito, 19-21, poi 21 pari, poi a punto e set perso per 25-23. Terzo ed ultimo set chiuso sul 28-26. Abbiamo visto delle belle giocate da una parte e dall'altra, una bella partita, quindi Warriors che allungano in classifica andando più 3 sulla Jolly, erano a pari punti. Gli applausi del Palatomarchio di Via Grande. Sono le 19:12, dato che la partita è iniziata alle 17:30. È finita un po' prima rispetto al solito. Vediamo gli appuntamenti della prossima giornata. Jolly Cinquefrondi che riposa, ve lo dico già da adesso. Quindi una settimana di riposo, un weekend di riposo. Eccola qua, la Costa Dolce Papiro affronterà Re Borbone Saper Palermo. Jolly Cinquefrondi che riposa assieme anche a Leto Ianni. Raffaele Lamezza affronterà proprio la LCT Warriors Via Grande. Sarà un bel match da vedere. Poi la Sigilli Fratelli Anastasi tornerà in campo e affronterà la Paumar Volley Siracusa. Tonno Callipo Calabria affronterà la Geam Service Aquila Catania. Non mi resta che salutarvi quindi e mandare l'appuntamento tra 2 settimane. Aspettate che vedo un attimo contro chi gioca la Jolly Cinquefrondi alla settima di campionato. Jolly Cinquefrondi fuori casa a Aquila Bronte Catania, contro Aquila Bronte Catania, tra 2 settimane. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito questa sera. Vi diamo l'appuntamento tra 2 settimane. Saremo ospiti a Bronte. Vi auguro una buona serata e arrivederci alla prossima con le edicole di Pinuccio.